Si è svolto ieri pomeriggio presso la casina del barone Antonio Mendola, sede dell'Accademia Arte, Cultura, Legalità, l'incontro con il tenente colonnello della Guardia di Finanza di Agrigento, Pasquale Porzio, ed il comandante della compagnia, capitano Claudio Falliti. Una presenza che sicuramente inorgoglisce e che vuole rappresentare l'impegno e la passione profusi dall'Accademia, diretta dal maestro Vincenzo Patti. A curare gli aspetti organizzativi dell'evento il responsabile della sezione legalità, il dottor Gaetano Scorsone. Gli ufficiali ospiti, alternandosi negli interventi, hanno efficacemente rappresentato il ruolo istituzionale del corpo di appartenenza che, nonostante la veneranda età di 238 anni, rappresenta un moderno unicum che non trova pari nel panorama delle forze di polizia del mondo e che basa la propria ordinaria attività professionale su un alto senso del dovere, su una generosa abnegazione e su uno spirito di sacrificio fuori dal comune. Numerosi quindi gli spunti raccolti dagli attenti allievi dell'Accademia Comunale che già da oggi si sono messi all'opera per tradurre in elementi artistici e armonie di colori la sintesi della gloriosa storia della Guardia di Finanza, con la realizzazione della maxi tela che sarà poi donata al comando provinciale nel giorno della quarta edizione dell'oramai prossima festa della legalità. Presenti all'incontro anche rappresentanti comunali. Infine un apprezzato contributo è stato offerto dalla rappresentanza scolastica del terzo circolo didattico guidata dalla dottoressa Maria Todaro e dalla vicaria professoressa Anna Limblici. Gli elaborati da essi prodotti sono stati consegnati al tenente colonnello Porzio e al capitano Falliti, che a loro volta si sono impegnati ad incontrare l'intera scolaresca in un futuro incontro da concordare. All'incontro ha partecipato anche il tenente dei Carabinieri di Favara Gabriele Treleani e la dottoressa Etta Milioto, rappresentante per il Consorzio Agrigentino per lo Sviluppo e la Legalità. Tanto devo dire meritoria l'azione dell'associazione, il fatto di collegare la cultura, la legalità e l'arte, credo che abbia già questo, già questo si costituisca un merito. Sono due aspetti, la cultura e la legalità, che mi piace molto quando vengono coniugati. Non sono il primo a dirlo e immagino che non sarò l'ultimo, ma credo che una delle strade per l'affermazione della legalità sia proprio quella della cultura. Dunque intanto era doveroso ringraziarli per l'attenzione dedicata quest'anno alla Guardia di Finanza. Abbiamo illustrato gli innumerevoli anni della nostra storia e delle nostre origini affinché avessero elementi da riportare nella tela che hanno voluto dedicare al nostro corpo. E poi abbiamo soddisfatto le curiosità degli altri artisti, soprattutto abbiamo riportato i principi che sono stati alla base della nostra fondazione, della nostra Costituzione alcuni secoli fa, e li abbiamo riportati ai giorni nostri. Abbiamo illustrato qual è l'attività quotidiana, quella che facciamo oggi, qual è il servizio che rendiamo alla collettività. Spero che questo sia servito a far venire qualche idea in più agli artisti, poi a maggio apprezzeremo il risultato.